Ciao ragazzi, adesso parte la parte pratica del corso. In questa lezione parleremo di esercizi ritmici costruiti su un tempo di metronomo. Questi esercizi vi serviranno a interiorizzare bene il ritmo. Prima cosa vi saranno utili per coordinare la mano destra e la mano sinistra. Seconda cosa, per coordinare il battere e il levare, gli accenti forti quelli del battere, gli accenti deboli quelli del levare. Vi farò conoscere i valori ritmici di una minima, i valori ritmici di una croma, una terzina, gli ottavi puntati, le legature. Farò conoscere anche le sincope, che sono il fiore all'occhiello dello studio ritmico. Gli esercizi ritmici, al contrario di quelli melodici, si fanno solo con una nota, così. Adesso iniziamo con l'esercizio numero 1. Allora, per fare questi esercizi è indispensabile un metronomo, oppure si può usare una batteria elettronica. Il metronomo lo dobbiamo mettere a 100 battiti al minuto, 100 bpm. 1, 2, 3, 4. Allora, esercizio numero 2. Adesso facciamo una misura di quarti e una misura di ottavi. Allora, nei quarti la pennata è in battere, così. Negli ottavi la pennata è alternata, battere e levare. Il tempo del metronomo è sempre a 100 battiti al minuto. Adesso vi faccio vedere un esercizio di terzine di crome, tempo 4 quarti con un metronomo a 100. Adesso vi faccio vedere una legatura su una croma. Allora, questi esercizi di un ottavo puntato si possono fare sia con una singola nota, così, e sia con un accordo di do maggiore. Adesso vi faccio vedere. Facciamo una sincope con all'interno dei sedicesimi. Prima lo facciamo con una nota singola e poi lo facciamo con l'accordo. Adesso facciamo questo ritmo con gli accordi. Esercizio ritmico suoneremo tutte le 4 corde a vuoto. Le prime misure, che sono le semiminime, sono solo a battere, 4 battiti a battere nella prima misura. Nella seconda misura sono gli ottavi e sono battere e levare. Praticamente le prime sono 1, 2, 3 e 4, le seconde sono 1, 2, 3 e 4, così. E c'è da rispettare il battere e levare in questo esercizio.
la pennata alternata su tutte le 4 corde a vuoto. Rispettate le pennate alternate. Esercizio numero 9. Iniziamo con gli esercizi melodici in Do maggiore, sulla scala di Do. Adesso potete divertirvi insieme a me, ci divertiamo insieme. Io vi accompagno con la chitarra e voi fate l'esercizio numero 9 sopra la chitarra che accompagna e la batteria elettronica. 1, 2, 3, 4. Eseguite in quarti o semiminime. Esercizio numero 10, in crome o ottavi. 1, 2, 3, 4. Adesso questo esercizio lo facciamo insieme con la chitarra che accompagna e voi che seguite da casa vostra col mandolino questo esercizio. Prima posizione. Adesso facciamo la scala di Re maggiore.
Adesso facciamo la scala di Fa in prima posizione. Adesso facciamo la scala di Si bemolle. Allora, fino adesso abbiamo parlato di scale maggiori e abbiamo detto che per costruire una scala la disposizione di toni e semitoni è la seguente. Nel caso della scala di Do abbiamo tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Tutte le scale maggiori hanno questa disposizione di toni e semitoni. Ma è all'interno di queste scale maggiori che nascono al sesto grado in tutte le tonalità le scale minori naturali. In questo caso, nella scala di Do, se contiamo noi al sesto grado, facciamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Al sesto grado della scala di Do maggiore nasce la scala relativa minore che si chiama La minore. Questo è l'accordo di La minore e la scala minore. Cosa cambia tra scala maggiore e scala minore naturale? Cambia che i toni e i semitoni cambia disposizione. Quindi nella scala maggiore abbiamo tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Nella scala minore abbiamo tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. E questo dà una sonorità diversa e quindi suona come una scala minore. Queste scale minori naturali o relativi minori nascono in tutte le tonalità di tutte le scale. Al sesto grado di una scala maggiore nasce la scala minore naturale. Ecco, sentiamo l'effetto della scala minore. Adesso suoniamo una sequenza di arpeggi su un giro armonico della scala di Do maggiore. Gli accordi sono Do maggiore, La minore, Re minore e Sol maggiore. Il metronomo è sempre a 100 battiti al minuto. Adesso facciamo gli arpeggi del giro armonico di Sol maggiore. Gli accordi sono Sol maggiore, Mi minore, La minore e Re maggiore. Il metronomo è sempre a 100 battiti al minuto. Facciamo gli arpeggi del giro armonico di Re maggiore. Gli accordi del giro armonico di Re maggiore sono Re maggiore, Si minore, Mi minore e La maggiore. Allora vi raccomando di seguire la diteggiatura e il plettro, battere e levare. Adesso io faccio gli accordi e voi fate gli arpeggi di Re maggiore insieme alla mia chitarra. Io vi accompagno e voi suonate.